La cassa da morte più economica la trovammo all'Ikea. 280 euro costava da montare, Flunderbar. Poi potete colorare come volete, viola, pois, c'è nei colori, poi a parte. Nel bar portavo questa cassa morta, ci stessimo un pomeriggio a montarla. La vite C nel buco A, con tassello B, no, che con progetto un ingegnere mi dice no, prima mettere il pannello a casa, no, poi non si chiude. Allora alla fine siamo riusciti, abbiamo montato questa cassa morta. L'Ikea è un'azienda svedese e aveva degli standard svedesi. In Svezia, Nord Europa, tutta gente abita, la cassa morta era lunga 2,5 metri. Quando ci misimo il Carmelo, che era terrone originale siciliano, puro sangue, era 1,20 m. Prestava